Heather McPallister. Heather dovrebbe chiedere a Claudio Sterpin se dopo essere partito a piedi in discesa lungo la strada romana non si sia fermato da un suo amico che abita appena oltre la strada dove sono sceso dalla macchina. Amnesie evidenti e insinuazioni da 1 anno e mezzo deviano la verità senza volerlo, ovviamente. Fulvio dovrà avere un po' di pazienza perché in questo momento Claudio Sterpin è senza cellulare e senza la sua SIM, quindi le comunicazioni sono momentaneamente interrotte. Intanto formula le frasi in modo completamente sbagliato, cioè non c'è praticamente la sintassi è pietosa, perché quando leggo qui se io dopo essere partito a piedi in discesa lungo la strada romana non si sia fermato, a chi si sta riferendo? Dopo io non si sia fermato da un suo amico che abita appena oltre la strada dove sono sceso dalla macchina. Cioè, ti rendi conto? Non si capisce niente. Ci ho messo neanche 10 minuti a fare la strada alla discesa a piedi, ma quali ricerche che è andato a fare? Guardando il cellulare posso dirle con certezza che mi ha chiamato in varie occasioni. Alle 9:46 del 23 dicembre, conversando con me per oltre 40 minuti. Ci siamo risentiti il 25 dicembre alle 10:04 e abbiamo parlato per oltre 39 minuti. Della sparizione di Liliana in prevalenza. Lui mi ha anche confessato che aveva avuto una relazione con lei che riguardava i primi anni '80. Sono rimasto stupito di questa confessione e le dico di esserci rimasto anche male, perché ritenevo Liliana lontana da questo tipo di dinamiche. Nella telefonata del 25 dicembre gli ho esposto il progetto che avevo in mente, riferibile alla perlustrazione del tragitto Monte Spaccato, strada di Basovizza, via Damiano Chiesa, stazione di Guardiella, e lui nell'occasione si è offerto di accompagnarmi. Siamo rimasti d'accordo di trovarci al bar Birabora di Rotonda del Boschetto, previa telefonata. Il 26 dicembre Claudio mi chiama alle 8:47 e ci siamo accordati sui dettagli. Nel tragitto abbiamo parlato di Liliana. Ricordo che aveva fatto riferimento al fatto di aver parlato con Liliana e che la stessa le aveva parlato in modo generico, di aver pensato alla possibilità di suicidarsi. Claudio mi aveva detto che Liliana aveva preso in considerazione di suicidarsi con i farmaci che suo marito teneva in casa, dal momento che lui ne aveva a disposizione molti. Non ha detto a quali farmaci faceva riferimento. Che poteva trattarsi di una chiacchiera, di un pourparlers. Non credo che Liliana pensasse seriamente a quell'ipotesi. Mi ha detto che quando il marito usciva di casa, lei era solito chiamarlo o gli mandava un messaggio. Mi ha detto anche che il martedì in cui Liliana è scomparsa, lei doveva andare in via Battisti al negozio della Wind e poi doveva sentirlo e probabilmente vederlo, dal momento che Liliana non lo aveva contattato al telefono, come stabilito. Claudio mi ha detto che ha provato tante volte a chiamarla senza ricevere risposta. Ha smesso di chiamarla solo quando alla telefonata ha risposto il marito, al quale per la sorpresa di sentirlo non ha proferito parola. Liliana non si è assolutamente suicidata. Qualcuno ha provocato la sua morte. Per un no di Liliana che chi era con lei non sopportava. Esiste un terzo uomo che l'ha caricata in macchina. L'ultima immagine di Liliana è qua in Piazzale Gioberti. Dopodiché non c'è una telecamera, non c'è un testimone a piedi indifferente che la veda via da qua. Praticamente diventa un fantasma. Liliana non sarebbe salita mai con uno sconosciuto. L'unica spiegazione possibile è proprio quella che si è salita in macchina con qualcuno che conosceva molto bene. Il terzo uomo che l'ha caricata in macchina, qualcuno che si era invaghito di lei, probabilmente come tanti altri. Liliana era una donna che poteva interessare a molti uomini per com'era. Lei non avrebbe mai tradito il marito, né con Claudio Sterpin né con chi che sia, perché era una donna di una grande moralità. Claudio viene fuori dicendo che lui era l'amante di Liliana, l'amico speciale. Si vada a chiedere a Liliana Severo se c'era un corteggiatore, si è beccato un no, si è beccato un rifiuto alle avance. L'orologio di Liliana viene trovato fermo alle 9:17. Lei istintivamente ha alzato il braccio destro per coprire la parte. Il colpo l'ha colpito sull'orologio e l'orologio si è fermato. Io ho un'idea precisa, ma non posso dirlo. Io non credo che allontanino, credo di aver messo un po'
di nervosismo in chi ha commesso il fatto, perché rimango convinto che chi è responsabile sia una persona che fa parte della cerchia delle persone che sono in vista da un anno e mezzo a questa parte.